Edizione 2024 del presepio artistico di Segusino, un'edizione un po' particolare, un po' fuori dagli schemi, dagli standard degli anni scorsi del presepio. Un'edizione dal titolo Culle vuote, cucce piene, una frase che ci è stata ispirata da Papa Francesco, detta da Papa Francesco appunto nell'Epifania di 2 anni fa, che va appunto a sottolineare appunto, una leggera provocazione anche, la denatalità. Quindi sempre più cucce piene, sempre più animali da compagnia e sempre meno figli, sempre meno bambini nelle case. Abbiamo voluto rappresentare nel presepio di Segusino appunto questa frase, questa scena, accostando, quindi mettendo proprio il confronto tra quello che è il presepio classico, quindi l'ambientazione anni 20-40, a quello che è una scena recente, proprio ambientata nei giorni nostri, nel 2023-2024 appunto. Quindi telefonini, tablet, tanti cani, tanti gatti, però purtroppo pochi bambini. Il tutto è rappresentato appunto con una scena moderna, ambientata nei giorni nostri, quindi nel 2024, accostata ad una scena classica del presepio ambientata negli anni 20-40. Una separazione netta, quindi una porta murata a tutti gli effetti, per descrivere appunto questa chiusura che c'è al giorno d'oggi purtroppo, sia verso il presepio ma sia anche verso la natività, la culla più importante, che è quella di Gesù. Con il titolo Culle vuote, cucce piene, non vogliamo assolutamente criticare chi ama gli animali, anzi tutt'altro, siamo contro l'abbandono degli animali, siamo contro il maltrattamento degli animali. Anche noi amici del presepio in casa abbiamo cani, abbiamo gatti, però è un messaggio che vogliamo lanciare, una piccola provocazione che vogliamo lanciare, perché l'affetto verso un cane ed un gatto non deve superare l'amore che si può avere per un figlio. Il presepio artistico di Segusino è visitabile tutti i giorni dalla notte di Natale fino alla prima domenica di febbraio, tutti i pomeriggi appunto, e i giorni festivi anche il mattino. Tutte le informazioni le possiamo trovare nel sito internet www.presepiosegusino.it oppure nei canali social Presepio Segusino. Un ringraziamento, permettetemi di farlo appunto in questa edizione natalizia Natale 2024, a tutti i volontari che collaborano costantemente alla realizzazione del presepio, quindi tutti i volontari che da fine agosto, dall'ultimo lunedì di agosto, sono qui che lavorano per allestire il presepio artistico di Segusino. Quindi grazie a tutti questi, a tutte queste persone, e poi a tutti i volontari dei presepi nei borghi, quindi alla scoperta dei presepi dei borghi di Segusino ritorno anche quest'anno, per opera di tantissimi altri volontari. Anche a tutti questi volontari va il mio sentito ringraziamento, a nome mio anche di tutta l'associazione parrocchiale Amici del Presepio di Segusino. Permettetemi anche un piccolo appello, quindi parliamo appunto di culle vuote, cucce piene, un piccolo appello che vorrei fare ai giovani di Segusino di venire a trovarci, a visitare innanzitutto il presepio, e poi anche di venire a trovarci mentre stiamo qui, mentre lavoriamo, quindi la prossima edizione da fine agosto, da settembre, venire a vedere come nasce un presepio, come si costruisce, e perché no magari appassionarsi e quindi dare un po' di ricambio, un po' di futuro appunto anche a queste realtà che altrimenti rischieranno purtroppo di aver poco futuro.